Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Continuiamo a conoscere da vicino i protagonisti delle elezioni che vedranno protagonisti appunto i candidati al poltrone di sindaco in varie parti della nostra regione. Questa sera, e approfitto anche dell'occasione per farvi gli auguri, buona festa della Repubblica, visto che è il 2 di giugno, vi presentiamo, conosciamo un po' più da vicino i candidati a sindaco per Cervignano. Inizio subito con Federica Maule, sostenuta da due liste, Cervignano, Vale e Le Fontane. Buonasera signora. Buonasera. E poi Andrea Balducci, candidato invece dalla Città Possibile. Una buonasera anche a Andrea Balducci. Sì. Poi passiamo al candidato Giuseppe Soranzo, candidato e sostenuto con la lista Cambiamenti per Cervignano. Buonasera a Soranzo. E andiamo ad Andrea Zampar, che in questo caso è sostenuto dalla lista Il Ponte. Buonasera anche a lei. Buonasera Zampar. a tutti e grazie dell'invito. E allora noi iniziamo, vedrete che c'è un cronometro in sovraimpressione, un minutino ciascuno. Io inizio dalla candidata Maule, le chiedo il motivo della candidatura. Beh, direi che è abbastanza semplice, si racchiude nello slogan che abbiamo scelto per la campagna elettorale: il momento è adesso. Credo che il mio momento fosse adesso e spero che sia il momento anche per Cervignano. Allora, però dovremmo spendere il minuto. E quindi sono stata troppo veloce. Andiamo no, allora sono stata troppo veloce, mi uso ancora qualche minuto? Allora, sicuramente lo slogan racchiude le motivazioni principali, ma credo che la motivazione poi sia stata ampiamente condivisa da tutti i 39 candidati che mi sostengono, perché hanno creduto nella mia candidatura e quindi di conseguenza il momento adesso non è stato solo per me, ma è stato anche per tutti i candidati che mi stanno sostenendo. Guardi che se vuole ancora 15 secondi. Mamma mia! Pensi quanto lungo è un minuto? Pensavamo fosse breve, invece... Quindi abbiamo 4, 3, 2 e quindi diciamo che possiamo andare con la stessa domanda e quindi avere una risposta anche dal candidato Balducci. La Città Possibile è un laboratorio politico che ha iniziato la sua attività una decina d'anni fa. Nel corso di questi anni abbiamo organizzato una serie di incontri che hanno avuto come temi di carattere politico-amministrativo che avessero sì un richiamo al generale, ma che avessero una qualche attinenza anche all'ambito amministrativo e politico-cittadino. Abbiamo trattato vari temi, dall'acqua all'inclusività, ai patrimoni immobiliari dismessi, alla rigenerazione urbana. Mi sono candidato grazie al supporto di alcuni amici che mi hanno sostenuto in questo senso, perché ritengo che Cervignano debba cambiare rotta, debba essere riconvertita a un modello diverso da quello che abbiamo visto in questi ultimi 30 anni. Candidato Soranzo. La mia candidatura nasce da un altro tipo di esigenza, da un'esigenza col discorso della pandemia, dove c'è stato un isolamento totale delle persone, dove si sono fatte veramente tante vessazioni di tutti i tipi, e in particolare per i bambini. Ho accanto a me tantissime persone appunto che hanno sofferto di questo tipo di, diciamo pure angherie, anche parole forti ma veramente impegnative. E poi la cosa veramente che mi preme è quella di non sentirmi dire dai miei nipotini: nonno, tu quella volta dov'eri? Questo è quello che praticamente mi ha indotto a mettermi in prima fila per questa candidatura. E andiamo al quarto candidato, Andrea Zampar, quindi la stessa domanda, quindi il motivo della candidatura. Beh, dunque, il mio percorso amministrativo è iniziato 10 anni fa da consigliere comunale della lista Il Ponte. 5 anni fa ho avuto la disponibilità, la fortuna di poter ricoprire un ruolo di assessore
Credo che il mio percorso sia stato un percorso in cui io mi sento di essere cresciuto grazie alle persone che sono state al mio fianco. Siamo arrivati al momento della decisione di chi avrebbe dovuto, diciamo così, prendere il timone di una squadra importante, una squadra che sta amministrando Cervignano da diversi anni. Ho dato la mia disponibilità, ho trovato nella squadra sostegno, supporto e quindi ho deciso insomma, di mettermi in gioco in prima persona e di costruire assieme a me una squadra che, come avremo modo magari di parlare più avanti, rappresenta sì la continuità con l'esperienza, con la presenza di persone che hanno già avuto in passato appunto occasioni di essere presenti, con tanti giovani che per la prima volta si affacciano al mondo della politica e che saranno importanti adesso e domani. Benissimo, andiamo con la seconda domanda, in questo caso partiamo dal candidato Balducci. Le chiedo cosa deve funzionare meglio a Cervignano, Balducci. Ma a Cervignano secondo me devono funzionare meglio i servizi, soprattutto cercando di recuperare quelli che nel tempo sono andati perduti. Penso all'ultimo che è in fase di dismissione, che è quello del catasto. Penso anche abbia bisogno di una di un nuovo ordine per quanto riguarda la viabilità e la mobilità. Penso che sia necessario imprimere un'accelerazione per quanto riguarda nuove modalità che possano attrarre potenziali clienti a Cervignano per migliorare il commercio cittadino. Penso che dobbiamo anche migliorare la qualità della relazione fra i cittadini, proponendo anche eventi, un'attrattività. Soranzo. Per me intanto il discorso più ampio è nel sociale, dove servirà prossimamente, penso, un'aggregazione più sentita tra le associazioni e tutta la popolazione. Ovviamente per quanto riguarda il settore commercio, che è in grandissima sofferenza, vedremo assieme ai commercianti cosa si potrà migliorare, cosa si potrà fare. Di certo abbiamo proposto anche una piccola iniziativa con un'area camper, in maniera che magari un litro di latte, un gelato e magari una borsetta la signora passando nel paese l'acquisti. Altre cose, la viabilità, specie per le ciclabili, ci sono ancora delle criticità, vedremo cosa si potrà fare. Andiamo invece da Zampar. Dunque Cervignano ricopre un ruolo importante anche in quanto capitale della Bassa Friulana e pertanto io ritengo che sia assolutamente necessario che il programma elettorale di una lista che si propone di amministrare Cervignano debba essere ambizioso e quindi prevedere la realizzazione di opere importanti che possano migliorare e creare nuovi servizi per attirare non soltanto quelle che sono le richieste dei cittadini residenti a Cervignano, ma anche di tutto quello che è diciamo, la zona che ruota attorno a Cervignano. Ma al tempo stesso deve essere anche un programma che racchiude quelli che sono gli interventi quotidiani e ordinari, ed è per questo che tra gli impegni che ci prendiamo sin dall'inizio è quello di fare una sorta di censimento di quelle che sono le strade, i marciapiedi e l'illuminazione di tutto il territorio cervignano e le 3 frazioni naturalmente, per andare a individuare quelli che sono le ordini di priorità, perché sappiamo benissimo insomma, che c'è la necessità sì di creare grandi opere, ma anche di porre un'attenzione a quello che succede di fronte casa o di fronte al proprio negozio. Paolo. Cervignano di cosa ha bisogno? Credo che cosa deve funzionare meglio? Di cosa può funzionare? Cosa può funzionare meglio? Allora sicuramente, no, la ribalto la domanda, di cosa ha bisogno? Secondo me Cervignano ha bisogno di maggiore attenzione proprio per la città, quindi maggior cura di tutti quelli che sono gli ambienti che i cittadini vivono ogni giorno, dal marciapiede al rendere più bello e fruibile tantissimi ambienti del nostro territorio, che sono dei tesori importantissimi. E maggiore attenzione alla comunicazione
quindi maggior comunicazione da parte dell'istituzione verso il cittadino. Il cittadino spesso non conosce le tantissime iniziative che un'amministrazione può portare avanti, quindi curare molto di più quella che è la comunicazione cittadino-istituzione. Un'attenzione particolare all'ambiente, una redazione di un piano del traffico adeguato che sappia valutare tutte le priorità, e una priorità molto importante è quella della redazione di un piano contro le barriere architettoniche. E allora, esaurito il tempo, abbiamo la terza domanda: chi sono i protagonisti della lista, Soranzi? Io praticamente nella mia lista ho 10 uomini e 10 donne, le quali si sono rese immediatamente disponibili, poiché come tutti sanno la nostra lista è nata, e il nostro impegno è nato un mese fa, per cui a differenza dei partiti strutturati noi siamo proprio arrivati all'ultimo momento. E ho avuto grandi soddisfazioni, perché il primo incontro 20 persone, il secondo 50, nella quale mi sono proposto come candidato, e in quel frangente ho chiesto: ragazzi, chi si espone? Voglio 10 uomini e 10 donne. Immediatamente 13 donne hanno dato il loro consenso e 5 uomini, per cui la mia soddisfazione è stata enorme. Andiamo invece da Zampar. Dunque, i protagonisti della nostra lista, mi piace pensare e dire che sono i cittadini, perché è dai cittadini che siamo partiti per poter costruire una squadra importante. Rispetto al passato abbiamo introdotto 17 persone che sono alla loro prima esperienza di amministrazione, quindi un profondo rinnovamento, proprio perché abbiamo capito che era il momento di poter presentare una nuova generazione che si va ad affiancare, insomma, all'esperienza che portano le persone già presenti in lista. Pensiamo che noi abbiamo 6 under 35 dentro la nostra squadra, ci sono persone che occupano e si interessano, diciamo, di tutti gli ambiti possibili, parlo dall'ambito sportivo, culturale, sociale, e mi piace soprattutto sottolineare il fatto che tutti e 20 candidati che sono al mio fianco, e che ringrazio naturalmente per la loro disponibilità, non sono comparsi nell'ultimo mese, ma sono stati presenti nella vita sociale della società da sempre, e quindi sono già riconoscibili, credo, per tutti i cittadini. E andiamo da Federica Maule. I protagonisti della lista sono 39 persone, 2 liste civiche mi appoggiano, una lista Cervignano Valle con 19 candidati e Le Fontane con 20 candidati. Professionisti riconosciuti all'interno della comunità, integrati nel mondo associativo, parecchie persone che lavorano nella pubblica amministrazione e quindi conoscono la macchina amministrativa, i meccanismi che vi stanno dentro. Passiamo dal mondo dello sport, l'avvocato, l'ingegnere, il geometra, il commerciante, l'esercente, la giovane ragazza appena laureata, chi sta ancora affrontando il mondo degli studi, quindi molti giovani, persone della nostra comunità appunto, che hanno deciso di mettersi al servizio della mia candidatura, in questo caso al servizio di Cervignano. Basta, direi. Questa era la risposta. Adesso andiamo dal candidato Balducci, al quale chiediamo appunto chi sono i protagonisti della lista. La nostra squadra è stata costruita attorno a un programma che riteniamo ben strutturato e coerente, che è incentrato sulla sostenibilità urbanistica, che è incentrato sulla mobilità dolce, sulla manutenzione dell'esistente e sul riutilizzo del patrimonio immobiliare. Quindi non vogliamo sprecare ulteriore territorio, ma vogliamo andare nella direzione della rigenerazione urbana. Attorno a questo programma abbiamo raccolto una squadra che ritengo ben rappresentata in ogni fascia di età ed esprime la giusta combinazione di esperienza, competenza, professionalità che ci consentirebbe di governare con atti concreti e idee da mettere in pratica sin dal giorno successivo al nostro insediamento. Chiediamo un cambio di rotta e un segnale di discontinuità in controtendenza assoluta rispetto agli ultimi 30 anni.
Bene, noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo qui perché abbiamo altre domande da porre ai 4 candidati a sindaco a Cervignano. Seconda e ultima parte del confronto fra i 4 candidati a sindaco a Cervignano. Riparto dal candidato Zampar e le chiedo se esistono i partiti nelle vostre liste. Allora, la nostra è l'unica lista di centrosinistra, una lista civica sostenuta da tutte le forze politiche di centrosinistra e pertanto il Partito Democratico, Articolo 1, Sinistra Italiana, Svolta di Sinistra, Azione e numerosi indipendenti. Abbiamo una lista formata pertanto da persone che si riconoscono in una forza politica e in particolare in quelle che ho avuto modo di elencare poc'anzi e tanti altri cittadini che invece sono indipendenti da diciamo una tessera di partito ma che si identificano in quello che è il nostro programma, il nostro percorso e in quello che è stato anche il percorso che abbiamo affrontato insieme in questi ultimi anni. La lista del Ponte amministra Cervignano già da diversi anni, il cittadino pertanto ha avuto modo di tastare con mano quelle che sono le capacità, le esperienze che le persone che compongono questa lista hanno e quindi io auspico che nuovamente ci diano la loro fiducia. Grazie Zampar, andiamo dalla candidata Maule. Allora, come dicevo poco fa, la mia candidatura è supportata da 2 liste civiche, Cervignano Valle e Le Fontane. Sono 2 liste civiche, non vi è supporto di alcun partito, né di centrodestra né di centrosinistra. Siamo per uomini e donne in qualche modo liberi da questa etichetta, se vogliamo chiamarla, ci autofinanziamo, sostanzialmente molti di noi hanno già avuto dei percorsi, chi in un percorso prettamente di centrosinistra, un percorso di centrodestra, attualmente nessuno ha nessuna tessera di partito, quindi sono 2 liste civiche a tutti gli effetti. Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto che crediamo sia importante e soprattutto i 39 candidati si sono particolarmente riconosciuti nella volontà di affermare la civicità delle 2 liste. Grazie alla candidata Maule, andiamo ad Andrea Balducci. È un progetto politico che nasce dalla convergenza di molteplici anime civiche che però ha il supporto dei partiti che governano il centrodestra regionale con il Presidente Fedriga. Non ci nascondiamo dietro un dito, anche se la presenza di veri iscritti a partiti ufficiali si riduce a 2 soli componenti della lista. Quindi 18 indipendenti e 2 iscritti. Io non mi nascondo dietro al dito, ritengo che la presenza dei partiti sia comunque importante anche a livello locale, anche a livello di una consultazione elettorale comunale, perché i partiti sono il fondamento della democrazia e l'esercizio della democrazia incomincia già dai banchi di un consiglio comunale, soprattutto per i giovani che devono crescere, devono guardare alla politica come un mondo di cui devono riappropriarsi e che devono in qualche modo interpretare. Soranzo. La nostra lista invece è proprio lontana anni luce dai partiti, anche se abbiamo militato, anch'io personalmente e anche altre persone, sia nel centrodestra che anche nel centrosinistra, ma completamente deluse da questo tipo di politica che si sta perpetuando a livello nazionale. Più volte si è chiesto anche delle spiegazioni, ma nessuno dei partiti, né di centrodestra né di centrosinistra, ha spiegato il perché di questa deriva proprio nell'ambito nazionale, per cui le persone sono veramente motivate nell'aderire a questa iniziativa proprio per questo tipo di delusione che hanno avuto. Allora io ringrazio il candidato Giuseppe Soranzo, andiamo all'ultima domanda e quindi riparto da Federica Maule, le chiedo che Cervignano sogna. La nostra Cervignano, una Cervignano che vale, che vuole cambiare, innanzitutto una Cervignano più sostenibile
più bella, più solidale, maggiormente capace di ascoltare i bisogni, accogliente, virtuosa ed inclusiva. Credo in questi aggettivi di aver racchiuso abbastanza il programma che abbiamo redatto per questa campagna elettorale e che vediamo adesso nella consegna porta a porta e apprezzato nella sua concretezza e nella sua capacità di mettere al centro dell'azione politica la persona, da 0 a 100 più anni. Se vuole ancora 16 secondi. Ancora 16 secondi? Allora non posso far altro che invitare Cervignano a leggere il nostro programma nella sua interezza nei nostri siti internet e di scegliere al meglio il 12 giugno prossimo. Bene, questa era la risposta di Federica Maule. Sul gong andiamo da Andrea Balducci e la stessa domanda la rivolgo a lei, che Cervignano sogna. È quella che vorrei vedere ripartire, quella Cervignano per ripartire ha bisogno di 3 cose: deve ritrovare un proprio equilibrio urbano, deve quindi riscoprire una sua nuova identità e deve recuperare quel ruolo che in questi ultimi decenni ha perso come capoluogo della Bassa. È una città che va completamente ridisegnata perché siamo cresciuti troppo in fretta e abbiamo urbanizzato in modo a volte irregolare, senza nessuna regola. Deve riscoprire una nuova identità perché si è modificata in modo sostanziale sotto il profilo socio-economico, deve quindi valutare anche l'ipotesi di una maggiore inclusione da parte di gruppi che provengono da altri stati. Siamo arrivati al candidato Giuseppe Soranzo, le chiedo che Cervignano sogna. Ma la mia Cervignano la vorrei vedere un momentino più serena, la gente che abbia più fiducia nelle istituzioni, che si possa avere più aggregazioni tra le varie realtà, che ce ne sono moltissime, dallo sport all'imprenditoria, a questioni ricreative, dove ci sono tantissime associazioni che accolgono i ragazzini. Poi per quanto riguarda l'ambito commerciale, se si riuscirebbe a implementare in qualche maniera più l'iniziativa privata, e anche nell'ambito artigianale che sta veramente soffrendo in questi tempi, anche perché sembra quasi che qualcuno remi contro alle piccole attività. Andrea Zampar, che Cervignano sogna. Allora, questa è la domanda che mi sono fatto nel preciso istante in cui ho deciso di accettare la mia candidatura, ed è per questo che abbiamo coniato lo slogan "Immagina il domani", perché proprio immaginando il domani riesco a sognare quello che mi piacerebbe i cittadini di Cervignano dicessero quando alla fine dei 5 anni guardassero quello che è stato fatto. Io credo che Cervignano sia una bella città, una città importante, una città in cui i servizi non mancano, ma che sicuramente può essere migliorata e in cui bisogna imparare dagli errori passati, perché tutti fanno errori, per riuscire a non commetterli nel futuro. Se devo immaginare in particolare una cosa, ce ne sarebbero talmente tante che in un minuto è difficile racchiuderle, mi piace immaginare che fra 5 anni Cervignano avrà un'area importantissima di 11 ettari situata a pochi passi dal centro, e parlo dell'ex caserma Monte Pasubio, che sarà recuperata, forse non interamente, in parte, però sicuramente sarà un luogo dove i cittadini potranno finalmente rientrare e godere di nuovi servizi tanto attesi. Bene, il tempo è esaurito, io vi presento e saluto i 4 candidati a sindaco per Cervignano del Friuli. Saluto Federica Maule, sostenuta da Cervignano, Vale e dalla lista Le Fontane. Grazie. Andrea, buonasera, e ancora a tutti e 4 e ai telespettatori una buona festa della Repubblica. Andiamo a Andrea Balducci, sostenuto dalla lista La Città Possibile. Buonasera Balducci, grazie per la presenza. Andiamo da Giuseppe Soranzo, sostenuto dalla lista Cambiamenti per Cervignano. Grazie a voi e buonasera a tutti. Buonasera a lei. E andiamo da Andrea Zampar, sostenuto dalla lista Il Ponte. Grazie a tutti, Zampar. buonasera.
Bene, abbiamo chiuso, abbiamo finito. Io ringrazio la regia di Gian Domenico Ricci e Fabio Di Bernardo. Alla prossima, arrivederci.